nei vostri SMS, in molti ci però poi abbiamo delle rilevazioni che non sono state colte da questo sondaggio, anche perché era un sondaggio di quelle a risposta chiusa, quindi chi avrebbe mai pensato di mettere una risposta chiusa? Sono un leghista che rimpiange il cecco Beppe, ci scrive Maurizio da Milano. Poi abbiamo un altro leghista antimondialista, ero filoamericano ai tempi del muro perché anticomunista, ma ora sono anti-americano, mi rimane solo la Lega. Questo è Enrico, toscano di Imperia. Poi abbiamo i leghisti secessionisti, che in effetti non erano messi nella classificazione proposta da questo sondaggio. Io poi ho un po' elaborato le definizioni per renderle un po' più radiofoniche, tipo gli apocalittici non esistono davvero, però io li ho intesi così. Poi è vero, grande affermazione dei leghisti populisti, anche questi non rilevati dai sondaggi. Ebbene, questa è un po' come possiamo dire la storia dei sondaggi, che hanno sempre un margine di errore, e questo da che mondo è mondo, altrimenti non sarebbero sondaggi. Però bisogna dire che questa volta almeno il risultato della Lega da una casa sondaggistica è stato centrato in pieno, anzi con addirittura abbiamo preso 0,1 in più rispetto a quelle che erano le previsioni che faceva SVG. E se tutto va bene con i collegamenti, oggi pomeriggio ci collegheremo con il direttore di SVG tra una decina di minuti, per andare ad analizzare con lui i primi flussi elettorali, l'idea che si è fatto lui, e facciamo una riflessione insieme a lui appunto su che tipo di quadro politico c'è oggi in Italia. Prima di farla però con lui, io vi invito a una riflessione che invece possiamo tranquillamente farci da soli, sempre sulla base però di una serie di domande che escono appunto da uno studio condotto da SVG, che non è propriamente uno studio politico, quindi prendete tutto quello che vi dico con le super pinze. Però una delle domande era relativa ai nemici della società. Mi spiego meglio: si chiedeva agli intervistati, dividendoli ovviamente per elettorato di appartenenza, chi sono secondo loro i nemici della società, quelle categorie di persone che sono dannose per il vivere comune. Bene, in cima alla classifica più o meno per tutti i partiti politici ci sono le mafie, e questo vale un po' per tutte, mentre nelle altre tipo di categorie ci sono appunto delle risposte molto diverse. Io mi focalizzerei, per non deviare troppo l'attenzione, solo sulle risposte che in questo sondaggio vengono date dagli elettori del PD, perché in questo momento sono il 40% dell'elettorato e quindi possono magari darci un'idea di che tipo di partito sta diventando il PD. Ebbene, i peggiori nemici secondo il PD sono le mafie, gli evasori fiscali e i criminali. Bene, ovviamente i criminali sono un discorso molto generico, quindi non ha rilevanza dal punto di vista dell'orientamento di un voto. Gli evasori fiscali già, no, c'è un'idea di società di un certo tipo, dove il fisco è di per sé equo e quindi l'evasore fiscale è il male, perché se non evadessero ci sarebbero risorse per tutti, eccetera eccetera. Quello che però interessa, almeno a me, e secondo me può fare una riflessione sull'elettorato del PD, che oggi è il 40% dell'elettorato, è il fatto che, a differenza di altre forze politiche come il 5 Stelle e la Lega, non vedono ad esempio le banche, i poteri forti, i lobbisti come delle minacce per la società. Addirittura, pensate, tutti i valori delle istituzioni che vi ho detto, le banche, i poteri forti, i lobbisti, si attestano tra il 15 e il 17% di persone del PD che dicono che sono un problema. Sono molto meno le persone incivili che per l'elettorato del PD sono un problema della società. E qui io poi faccio una mia coloritura, mi viene fuori un po' già l'idea di un elettorato conservatore un po' chic, dove il problema sono, vabbè, oltre le mafie che lo sono per tutti, sono gli evasori fiscali e le persone incivili. E già qui un po' di quella superiorità morale che a sinistra è sempre stata, diciamo, un po' nell'aria, un po' si sente. Ed è un po' il lascito di quella tradizione. Altre cose invece pare che siano dimenticate, se è vero che per l'elettorato del PD, sondato appunto in questo piccolo studio fatto da SVG, i manager, i grandi imprenditori, che genericamente dovrebbero essere, diciamo, il nemico di classe se si parla di una forza autenticamente di sinistra, raccolgono solo il 2
è il 3% dell'antipatia dell'elettorato. Così vale anche per l'Unione Europea. Pensate, per l'elettorato del PD, soltanto l'1% dell'elettorato del PD ha un'avversione nei confronti dell'Unione Europea. Mi spiego meglio: soltanto l'1% dell'elettorato del PD considera l'Unione Europea un nemico del vivere civile. Quindi quello che si profila, e poi è un'idea mia, non è più un movimento, un partito di sinistra, perché non ci sono le caratteristiche storiche che legittimano il termine sinistra. Ci sono in altri movimenti, Tsipras almeno in parte il 5 Stelle, in parte addirittura la Lega nella difesa del lavoro. Qui non ci sono, almeno mi sembra che siano ampiamente annacquate, e quello che si profila, ma è un'opinione mia, è come PD un partito della conservazione dello status quo, al massimo dell'innovazione, diciamo così, cosmetica di alcuni punti, ma per il resto, insomma, un elettorato che vede come nemici gli evasori fiscali, i criminali, le persone incivili come maggiori tre valori, mi sembra un elettorato che non vive legittimamente, per carità, ma non vive la stessa vita che vivo io e che vivono le persone che invece considerano prioritario, diciamo, ad esempio il problema dell'immigrazione, perché chiaramente si crea una concorrenza nei strati più bassi della società quando si tratta di trovare lavoro, perché gli immigrati abbassano il costo del lavoro. Questo è un dato di fatto. Vedono un film diverso rispetto a quello che vede magari l'elettorato 5 Stelle e Lega Nord, in questo senso molto simile, che vede un vero problema nelle banche, nei poteri forti, nei lobbisti, che sono quelli, e l'abbiamo spiegato 100.000 volte qui a Radio Padania e non solo, che cercano e condizionano la politica nei fatti. L'abbiamo spiegato benissimo anche settimana scorsa con Giancarlo Giorgetti, che ci ha spiegato come funzionano i fondi internazionali, in che modo riescono a tenere veramente al guinzaglio la politica reale degli stati. Beh, tutte queste sono realtà che all'elettorato del PD, che viene appunto così sondato in questo studio, non danno particolarmente fastidio. Legittimamente è una democrazia, però vuol dire che c'è un 40%, non della popolazione, attenzione, c'è un 40% dell'elettorato oggi che vede un film diverso. Unito a questo ci mettiamo il fatto che tutti i mezzi di comunicazione sono stati chiaramente orientati a dare un voto conservativo europeista, non bastava tutto quello che già avevamo visto, i bambini che cantavano nelle scuole, ci voleva anche un Corriere della Sera gratis a tutti, in cui si elogiava, diciamo, la ripartenza dell'Italia grazie a Renzi. Però questo è stato, più ci sono stati gli 80 euro, una promessa che sicuramente può aver toccato, diciamo, qualche fascia di particolare fragilità, dove 80 euro non si vive 2 settimane, ma fanno la differenza tra l'oggi e il domani, la speranza di averli, e magari qualcuno ha voluto darci credito, non lo so. Questo non mi interessa tanto oggi, perché oggi non mi interessa sapere se le promesse saranno mantenute. Al momento non lo sono, ma vediamo se lo saranno. Mi interessa capire che cos'è oggi il PD, che è il 40% dell'elettorato, e poi quando avremo in linea Enzo Risso fare anche un passaggio su tutto il resto delle forze politiche che vedono appunto un deserto veramente post-apocalittico, fatto salvo della Lega, che è l'unico dei movimenti che è in crescita. Comunque, detto questo, vi ricordo che sta per iniziare anche l'estate, quindi mi raccomando, quest'anno una pelle splendida.
E in questo, che è stato certamente un risultato elettorale veramente inedito, figuratevi se io, oltre quelle poche cose che vi ho detto, riesco a capirci qualcosa di più. Chiamiamo a salvarci, noi che siamo trasmissione fondata sulla gretta ignoranza leghista, Enzo Risso, che è il direttore scientifico proprio di SVG, oltre che un docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, e dovrebbe essere già in linea con noi. Ciao Enzo! Sì, ciao! Allora Enzo, cerchiamo di capire, perché a me oggi dà proprio l'idea di essere in un anno zero della politica italiana, perché mi sembra che sono saltate una serie di cose ieri sera, sei d'accordo? Beh, intanto è saltato il fatto che c'è una parte dell'elettorato del centrodestra, dell'ex PDL, che ha deciso di votare per il PD. Sono 430.000 persone in tutto il paese che hanno votato per il partito di Renzi, abbandonando Berlusconi. E questo secondo te perché Renzi comunque comunica in un modo, se questo vuol dire ancora qualcosa, di destra? O perché c'è qualcos'altro? No, perché sono in qualche modo superate per una parte dell'elettorato le vecchie ideologie. E perché in questo momento la figura di Berlusconi non è più in grado di garantire il centro moderato, e per cui il centro moderato va a cercarsi altri riferimenti, no? Un altro esempio sono quelli che hanno votato Monti l'anno scorso. Erano 2 milioni e 8 che hanno votato Monti, Scelta Civica, nel 2013, e quest'anno di questi 2 milioni e 8, 1 milione e 3 è andato a votare il PD. Un esodo biblico proprio verso il Partito Democratico, che di fatto un po' comunque può finire anche per snaturarne l'identità come la conoscevamo, no? Perché il Partito Democratico, la sinistra, una determinata tradizione politica, snaturare forse un termine molto forte, però certamente oggi il Partito Democratico non è quello che era anche solo un anno fa, come immaginari, altrimenti non si spiegano, scusa, questi flussi. Certo, infatti il Partito Democratico sta cambiando la sua base elettorale. Hanno votato per il Partito Democratico una parte del ceto medio e del ceto medio-alto del paese, mentre la parte più, diciamo, la maggioranza relativa, cioè del ceto basso, ha continuato a votare Grillo. Ecco, quindi esatto, questa è una delle fratture, no, che ci sono in questo momento, esatto, che poi si ripercuotono su quella che è la scena politica. E quello che si può dire in più su questo Partito Democratico è anche l'uniformità del risultato, perché non ci sono, diciamo, delle zone di altissima concentrazione e poi delle ridotte in cui non arriva, è proprio un'apertura di credito da parte di gran parte dell'elettorato nei confronti di Renzi. Ecco, quanto influisce Renzi in questo risultato, secondo te? Sicuramente Renzi è il driver di questo risultato, anche se ci sono delle differenze geografiche, nel senso che le isole, il sud rimangono ancora freddi, cioè hanno votato in massa il Partito Democratico, perché stiamo parlando del 35%. Però rispetto al 40% del nord, il sud rimane ancora piuttosto, diciamo, calmierato su Renzi. È certo che Renzi è in grado di attrarre voto, ha saputo attrarre ad esempio il voto dei giovani, perché il 36% dei giovani, dei giovanissimi, degli under 25 anni ha votato per il PD. Esatto, il 35% degli under 25 ha votato per il PD, perché è riuscito anche quindi a entrare in un immaginario. Lì è stata una brillante campagna di comunicazione, comunque, che va riconosciuta, credo, no? Sì, è stata la campagna di comunicazione, è stato il fatto che in questo momento i due partiti che hanno saputo in questa tornata elettorale dimostrare di qualcosa di nuovo sono stati da un lato il PD e dall'altro la Lega Nord, che ha saputo recuperare comunque 299.000 voti, che non è poco. Ecco, esattamente questo, Enzo. Poi volevo ovviamente arrivarci, perché il Partito Democratico, giustamente, bisogna farci i conti, perché è l'ultima domanda che ti volevo fare: si può definire un partito conservatore in questo momento?
Anche No, visto si il può vento europeo, no? Che dice la no, Francia, la Gran Bretagna, no? Secondo te no? il PD non si può definire un partito conservatore, è un partito che in qualche modo sta assumendo sempre più un tratto moderato e sempre meno un tratto di centrosinistra. Ecco, va bene, sì, comunque ci siamo capiti, comunque qualcosa sta succedendo da quelle parti. Ecco, gli altri movimenti, gli altri partiti, si guarda la freccina, ce l'hanno tutti in giù, tutti perdono voti, a eccezione fatta appunto quasi esclusivamente della Lega Nord, che è l'altro Sì, fenomeno più rilevante. direi di sì, perché insomma, il Grillo ha perso 3 milioni di voti. Di questi 3 milioni di voti almeno 2 milioni e 6 sono andati nell'astensione, quindi l'elettorato grillino è rimasto deluso dai toni della campagna elettorale di Grillo, ma anche diciamo, dalle scelte, dalla strategia di Grillo. E invece la Lega ha saputo recuperare 300.000 voti. La Lega nel 2013 era al 4,1%, adesso è al 6,1%. Recuperare 2 punti percentuali vuol dire recuperare più del 50% del proprio elettorato, quindi non è certo un passo da poco. Ecco, secondo te, visto abbiamo fatto l'analisi sul PD, qual è stato invece ciò che ha mosso la Lega a questo risultato? No? Possiamo parlare anche qua come sul PD c'è Renzi, sulla Lega c'è Salvini o ci sono altre dinamiche per la Lega, secondo te? Ma intanto la Lega incassa 340.000 voti da Forza Italia e 240.000 voti dal Movimento 5 Stelle, poi ne perde di qua e di là ovviamente, ma insomma, quindi da un lato la Lega ha saputo parlare a un pezzo dell'elettorato di Forza Italia e sicuramente in questo senso ha saputo apparire la più convinta sulla questione dell'anti-euro. E dall'altro ha saputo parlare a un pezzo dell'elettorato del Movimento 5 Stelle che anche in questo caso la battaglia anti-euro, ma anche i temi dell'immigrazione e della sicurezza sono apparsi più convincenti, quelli lanciati da Salvini rispetto a quelli di Grillo. C'è da dire che insomma, la partita per la Lega era in parte far vedere che c'era una nuova Lega, che c'era una nuova generazione della Lega che si poneva l'idea del cambiamento e credo che questa sia una sfida vinta da Salvini. Ecco, certamente. Ora, tanti studiosi dicono che ormai il nuovo bipolarismo è quello un po', diciamo, dei moderati, per non usare la parola conservatori, però del moderato, diciamo, filo Unione Europea, filo l'Unione Europea come la conosciamo, e dall'altra parte l'altro polo sarà quello costituito dai populisti. Tu sei d'accordo su questa nuova proiezione bipolarista dell'Italia oppure pensi che saranno altri schemi a prevalere? Perché poi degli schemi prevarranno, perché quando poi si arriverà al dunque delle politiche ci saranno delle coalizioni, quindi da una parte e dall'altra, non credi? Certo, attualmente nel nostro paese prevalgono 2 schemi sostanziali che sono da un lato elite contro popolo, quindi questa è una delle fratture che è in corso, chi sa rappresentare il popolo e chi invece rappresenta l'elite. Elite inteso come ceti medi, come comunque persone che hanno una condizione socio-economica se non benestante comunque media. Sì. E da questo punto di vista questo tipo di frattura che fino a ieri era rappresentata dal centrodestra oggi è sempre più assunta dal centro-sinistra, dal PD. Dalla parte del popolo si sta incrinando invece la capacità di risposta di Grillo ed è uno spazio che si apre per la Lega, per esempio. Sì, E dall'altra parte, l'altra frattura che rimane importante nel nostro paese è in qualche modo politica antipolitica. Su questo Grillo è in grado di dimostrare di essere l'alfiere dell'antipolitica e c'è da dire che Renzi ha saputo comunque proporre una politica per frenare questo, quindi lo spazio che si apre in questo momento, specie per un movimento come la Lega, è quello di saper rappresentare un altro modo di essere dalla parte della gente, quindi anche da parte del popolo inteso come anticasta, come contro i privilegi, contro truffe, eccetera.
Direi che veramente la frattura elite-popolo, che poi diventa, sono molto collegate queste due fratture, potrebbe essere in effetti da una parte la scoperta dell'acqua calda, perché stiamo parlando di fratture che ci sono dalla notte dei tempi, già nell'impero romano, Sì, no? esatto. C'erano gli optimates e i populares, però Esatto. il fatto di rivederlo riproporsi qui nel 2014 fa una certa impressione e forse questa è la chiave di lettura che più può entrare in questo risultato, in effetti. Diciamo che l'anti-europeismo di un pezzo dell'Europa non è un anti-europeismo in sé, è un anti-europeismo contro la casta dei burocrati che ha governato l'Europa e contro la finanza e le banche che decidono tutto. Quindi in realtà è molto economica come anti-europeismo. Proprio per questo, esatto, scusa, ti faccio l'ultima domanda, che alcuni paesi si contagiano, l'Italia invece sembra essere meno contagiabile, no? Abbiamo avuto il successo della Le Pen in Francia, di Farage in Gran Bretagna, montava questo vento anti-europeista. La Lega ha fatto un'alleanza strategica con la Le Pen, andrà in Parlamento europeo nello stesso gruppo, ma questo non è riuscito in qualche modo a imporre un dibattito come negli altri paesi. C'è una dinamica tutta italiana o è una mia impressione? No, c'è tutta una dinamica italiana, ma anche negli altri paesi c'è una dinamica locale, cioè la Le Pen vince per il tracollo del Partito Socialista e per quello che Hollande è riuscito a fare in questo periodo. Quindi il voto europeo è un voto sempre legato a dinamiche anche locali, non siamo un continente che riesce a pensare sopra la propria dimensione statuale da questo punto di vista. La cosa interessante in Italia è che chi pensava che fare una battaglia anti-euro, cominciare a declinare in senso antipolitico il tema dell'euro e quindi trovare nel dire no a questo tipo di Europa, no a questo euro, una strada di risposta ai bisogni della gente, chi pensava che tutto questo fosse un'avventura ha cominciato a vedere che invece questo non è così, cioè che comunque c'è un pezzetto dell'elettorato abbastanza importante, perché attualmente è il 6%, ma è una cassa di espansione che può crescere, che su questa strada è disposto a fare un investimento politico. Ecco, mentre il 40% che non è andato a votare, sempre secondo te, qual è l'identikit? È uno che è andato al mare o uno che è sfiduciato o uno che, siccome è sfiduciato, è andato al mare? In questo 40% troviamo almeno 1.750.000 ex berlusconiani, quindi dei delusi da Berlusconi oppure del fatto che Berlusconi non è riuscito a riportarli alle urne. Troviamo 2.600.000 grillini, per cui persone, elettori che nel 2013 avevano scelto Grillo, ma questa volta non si sono smossi per andare a dare di nuovo la preferenza a Grillo. Quindi troviamo una bella fetta di delusi che non hanno ancora deciso di riaccasarsi da un'altra parte. Questo è un bel bacino per chi vuole fare una nuova partita politica nel nostro paese. Ecco, quindi diciamo il messaggio è ieri il PD ha stravinto, ma la partita è tutt'altro che chiusa, visto quello che c'è in giro. Assolutamente, il PD ha vinto, ha avuto un successo storico perché non ha solo vinto in termini percentuali, ha preso più voti rispetto alle elezioni del 2013, nonostante siano calati gli elettori. C'è da dire che questo vale anche per la Lega, e c'è davanti sia per il PD, sia per la Lega, sia per il nuovo centrodestra che vuole riaggregarsi, una sfida di andare a conquistare i voti che sono in questo momento lì parcheggiati in attesa di qualche soluzione politica. Ecco, e quindi ne vedremo delle belle, non è finito niente. E io ti ringrazio molto, Enzo, perché hai veramente fatto un'analisi che funziona, e ti ringrazio. E sai, questa è la trasmissione basata sull'ignoranza, ma per fortuna abbiamo la possibilità ogni tanto di qualcuno che gentilmente si presta a darci qualche buona risposta, e ti ringrazio molto per questo tuo intervento di oggi. Io ringrazio voi per lo spazio. Grazie mille a Enzo Risso di SVG, che ricordiamolo,
hanno beccato giusto la gran parte dei risultati che ieri erano sulle schede elettorali, quindi diamo onore al merito. Si parla sempre male dei sondaggisti, ogni tanto quando ci azzeccano ricordiamo anche che ci azzeccano. Detto questo, le riflessioni fatte da Enzo Risso sono secondo me molto interessanti, perché in effetti la frattura elite-popolo è vero che c'è sempre stata, ma forse sta venendo fuori in maniera veramente netta. In maniera netta e soprattutto senza più quelle fronzole ideologici che c'erano prima. A me addirittura, anche a me è scappata, no? Forse avete notato, di dire Enzo Risso, Renzi comunica in un modo di destra, perché ce le ho dentro ancora queste parole che non vogliono dire più niente, no? Destra, sinistra, ma anche moderato non vuol dire niente. Ecco, io poi non sono entrato in contraddittorio con Enzo Risso perché sono ignorante, lui è docente di sociologia, quindi mi avrebbe asfaltato, ma anche moderato io non so cosa vuol dire. Conservatore invece mi sembra che ricordi meglio, dia meglio l'idea di che cos'è. Qualcuno vuole conservare, moderato e temperato il clima, non capisco. Insomma, quello che vi consiglio di fare, che mi metterò anch'io a fare, cercherò di fare, è come esercizio per cercare di capire dove siamo arrivati adesso, incominciamo a tagliar via dal campo tutte quelle parole che non vogliono dire più niente. Io vedo che lampeggia molto il nostro cosino degli SMS, quindi dopo ne leggerò alcuni e vi darò anche i risultati parzialissimi di qualche amministrativa il cui spoglio è in questo momento in atto. Rimanete su Radio Padania Libera, che adesso ci sentiamo i Doors, che non sono niente male.
fatto, però se volete ascoltatevela tutta voi, dura ancora 3 minuti, però io qualcosina vi devo dire ancora. Vi do una buona notizia, a seconda di come la pensiate, o cattiva, in ogni caso abbastanza neutra, ossia a Bergamo in questo momento c'è un testa a testa tra il candidato sindaco Tentorio e Giorgio Gori per il PD, Tentorio per Forza Italia, e all'8% il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle che è davvero terzo anche alle comunali di Firenze, mentre non sono ancora arrivati i dati di Bari, che so gli ascoltatori di Radio Padania aspettavano con grande ansia, perché so che voi ci tenete molto. Intanto abbiamo dei dati piemontesi: 1613 sezioni su 4834, quindi siamo a un quarto dello spoglio. Sergio Chiamparino è avanti 47,9 contro Picchetto che è al 22,1, e il Movimento 5 Stelle con Davide Bono 20,7. Per chi ci ha seguito anche durante la puntata con Roberto Cota, vi ricorderete come il Movimento 5 Stelle avevamo stigmatizzato una sua importante presenza piemontese anche per il fatto di essere sostanzialmente l'unico interprete della questione della TAV in Val di Susa, con tutte le opinioni che possiamo poi esprimere su questa cosa. Comunque è l'unico interprete di quel disagio, e questo aiuta, diciamo, certamente il Movimento 5 Stelle in Piemonte. Dal punto di vista invece della, mi pare che sia Abruzzo, perché questo è un sito veramente sì, Abruzzo, esatto, abbiamo davanti, indovinate chi? Il Partito Democratico. Ma perché non averlo, dico, non facciamoci mancare niente, con Luciano D'Alfonso a 41, Giovanni Chiodi per il centrodestra 26, e anche qui ultima il Movimento 5 Stelle con il 14,1. A me viene in mente una cosa che ci eravamo detti qualche venerdì fa, quando era il nostro ospite Armando Siri, non so se vi ricordate, del Partito Italia Nuova, che aveva detto: ma il Movimento 5 Stelle è un movimento della rabbia, e uno, se è arrabbiato, non è che può stare arrabbiato all'eternità. Dopo che sfascia tutta la casa, prima o poi qualcosa deve fare, non può avere come programma di vita sfasciare tutta la casa. E forse, questa è la mia personalissima lettura, forse il fatto che il Movimento 5 Stelle abbia avuto un importante esodo di votanti, oltre 2,5 milioni, ci dice Enzo Risso, di persone che non l'hanno più votato, sono tutti quelli che, insomma, dopo che hanno sfasciato dalla rabbia un paio di tavoli, dicono: sì, ma adesso, cioè, dove andiamo a rifare la casa? E quindi, se si darà una risposta, e chi darà una risposta politica al popolo, che generalmente è la maggioranza rispetto alle elite, almeno numericamente, allora la partita è tutt'altro che chiusa. E soprattutto c'è una Lega Nord che si appresta a fare un po' la parte da protagonista, anche solo perché, signori miei, sono i dati di ieri, siamo in crescita, e questo è un dato sia percentuale macroscopico dal 4 al 6, ma è anche un dato numerico, e questo conta molto di più, perché aver guadagnato 300.000 voti numerici rispetto a quelli dell'anno scorso, sono 300.000 persone che fanno un bel quartiere nella nostra metropoli leghista. Alcuni vostri SMS, faccio un po' la somma, quelli più significativi sono certamente come quelli di Roberto e Fabio, che però dicono: cavoli, ma questo Partito Democratico sta dilagando al nord. Sì, questo è un dato politico che bisogna assolutamente prendere in mano, e senza fare negazioni del lutto, secondo me, senza dire no, non sta succedendo, sta succedendo, ci saranno delle ragioni, ci saranno dei nodi del PD e del renzismo che verranno al pettine, e quelli verranno al pettine da solo. Però probabilmente bisogna ancora fare tanta strada, e rifarla anche al nord. Sì, rifarla anche al nord, e che male c'è, auguriamoci soltanto una cosa: che la strada sia lunga, perché non è importante dove si arriva, ma l'importante è correre. Ci sentiamo domani qui a Radio Padania dalle 16:30 alle 18 col Marco Pinti. Ci sarà forse anche Roberto Colombo domani? Ci sarà. A domani! Qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur.